Sì, Circular Fiber nasce quasi 2 anni fa come tesi di laurea di 5 Executive MBA al MIB di Trieste, e il progetto è poi diventato una realtà perché, oltre ad essere la tesi di laurea appunto di 4 discenti del MIB, con Luca Cotecchi, il mio socio, abbiamo visto che poteva essere realizzato un progetto reale nel mondo industriale, e quindi abbiamo deciso di fare, io e Luca Cotecchia, co-founder con me, una società l'anno successivo. Quindi abbiamo 1 anno e mezzo di vita, abbiamo fatto un brevetto, una farina a marchio che si chiama Karchov, e il brevetto ci verrà rilasciato tra un mese circa, e stiamo andando nel mercato. Parliamo di questa farina a base di scarti di carciofo, allo scopo proprio di recuperare una grandissima parte di questo prodotto che viene buttata via. Ad oggi il progetto e la società comunque si basa su economia circolare e sostenibilità in genere, quindi anche gli altri progetti che faremo più avanti sono dei progetti che hanno questo come core: economia circolare e sostenibilità. Nel caso del carciofo, che sarà il primo progetto che noi faremo, è un progetto che avrà un impiego per la realizzazione completa di almeno 1 anno per chiudere la completa filiera, ma è stato preso questo progetto perché il carciofo è il vegetale con delle proprietà uniche nel suo genere e del quale viene scartato il 70% anche nel caso dei fondi di carciofo, che è una tipica produzione veneta. Inoltre l'Italia produce più del 60% della produzione europea di scarti, e assieme alla Spagna fanno il 90%. Quali sono gli impieghi di questa farina? La farina funzionale nostra, quindi è una farina che di fatto non è una farina senza glutine, ha il 60% di fibre, 13% di proteine, 6,6% di inulina, poi acinarina in quantità variabile ed altri bassissima in zuccheri, quindi va bene per le diete chetogeniche, ma soprattutto per chi ha un indice, per chi deve stare attento all'indice glicemico. Viene impiegata con un massimo del 10%, perché l'apporto di fibra, il 60% di fibra è tantissimo. Al 10% abbiamo visto che dà dei valori, o meglio dà dei contributi importanti nelle farine speciali dove viene impiegata, dà molta elasticità e aumenta la digeribilità, quindi un impasto che può essere senza glutine o con il glutine per il 90% di queste farine, chiamiamole normali, più la nostra farina funzionale al massimo al 10%, e dà un contributo in termini di digeribilità, di gusto, di proteine, di vitamine, di tutti gli elementi che hanno il carciofo da noi sono concentrati grazie al processo innovativo che abbiamo realizzato e brevettato. Come si fa proprio tecnicamente a passare da una foglia che sta per essere gettata via ad una farina? Con un processo molto veloce, ma soprattutto quello che abbiamo fatto noi è stato l'integrazione della supply chain a monte, quindi abbiamo dato una parte della società, abbiamo reso socio un importante produttore di scarti di carciofo, in modo tale di avere degli scarti di qualità e assicurarci la fornitura ed essere door to door con lui. Quindi noi non facciamo tantissima strada dalla produzione, dalla generazione degli scarti a quando noi facciamo il nostro processo produttivo, bensì siamo a meno di 1 chilometro. Questo perché? Perché il volume del carciofo fresco rispetto alla farina è circa il 90% viene perso, quindi se abbiamo 1 metro cubo di volume ci rimane esattamente il 10% di quel metro cubo. Trasportarlo sarebbe troppo oneroso, e oltre al fatto che perdiamo qualità di prodotto, quindi dalla generazione della foglia noi nell'arco di 24 ore andiamo a fare la nostra produzione di farina, che poi ha una shelf life di 3 anni. L'idea è quella di andare a estrarre fibre da altri vegetali, quindi potrebbero essere i baccelli di pisello o altri prodotti, stando comunque sempre attenti alla circolarità e alla sostenibilità, quindi non faremo mai per nostra decisione aziendale un trasporto dalla Puglia al Veneto per trasportare questi scarti, anche se sono gratuiti, perché il costo lo scarto è un rifiuto, quindi deve essere smaltito, ma per un'etica nostra non andremo mai a fare una logistica che impatta in modo negativo in termini di CO2 per fare un prodotto qui. L'idea quindi è quella di fare sempre una cosa ecosostenibile, di fare piccoli impianti produttivi dove si genera la quantità elevata di scarto e poi spostare le farine, ma le farine hanno il nostro prodotto finito, noi andiamo in un B2B comunque, quindi non facciamo il prodotto finito, andiamo a
degli importanti produttori di pasta, dei produttori di pizza, di pane, gente nel mondo dell'oreca, diamo la nostra farina e loro fanno il loro prodotto finito e li supportiamo nella realizzazione del prodotto. Il marchio di questo tipo di farina, che è Karchoff, è stato realizzato perché è una farina unica, diversa dalle farine competitors, proprio anche in termini di CO2 equivalente che noi andiamo a generare. Abbiamo un valore quasi neutro di CO2 equivalente perché stiamo attenti a non sprecare nella nostra filiera energia inutile, quindi a non generare CO2 che non sia necessaria.